Bentornato al governatore del Veneto, Luca Zaia. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera Presidente. Allora, 29 consiglieri regionali hanno deciso le sorti di 5 milioni di veneti impedendo loro di andare a votare, perché di questo si trattava, non si trattava di votare l'indipendenza, si trattava di votare un referendum. Io guardi, la ringrazio per questa domanda di apertura. Spiegherei innanzitutto le tre fasi fondamentali. L'indizione del referendum che riguardava la votazione di ieri e quindi della possibilità di dar modo ai veneti di esprimersi su un quesito referendario. Quindi l'indizione, la celebrazione del referendum che è andare a votare, diciamolo banalmente andare a votare per il referendum, e poi la proclamazione dei risultati, che è la terza fase. Dopo la proclamazione dei risultati, quindi l'indizione, la celebrazione del referendum, la proclamazione dei risultati, ci sono 90 giorni di tempo utili per il Consiglio regionale per analizzare tutti i risultati. Resta un referendum consultivo, quindi non è abrogativo o decisorio, definiamolo così, sì. E quindi nei 90 giorni il Consiglio regionale si dovrà o si dovrebbe riunire per decidere se tener conto del risultato. Se decide di tenere conto del risultato dirà sì o no e quindi avviare la procedura di dichiarazione di indipendenza. Allora, il vero tema è che io ci terrei a dire che in Consiglio comunque la maggioranza non c'è un comune senso del sentire, del pensare rispetto al quesito referendario, per cui in entrambi gli schieramenti, a destra e a sinistra, ci sono dei consigli regionali che hanno votato e hanno dichiarato che voteranno a favore dell'indizione del referendum, altri no. Non ne farei una questione di Stato. La verità è che noi dobbiamo con serenità cercare di riportare tutto il dibattito all'interno di un alveo di rispetto innanzitutto delle idee di tutti. Questo è fondamentale. Lo dico agli indipendentisti e lo dico a chi non è indipendentista. La volontà fino in fondo di avere un confronto serio che si basi su un'opportunità di non negare ai veneti questa facoltà di potersi esprimere. Come accade in molti paesi europei, si parla tanto di democrazia diretta, questa è l'occasione per praticarla. Guardi, ieri innanzitutto se volessimo vedere la bottiglia mezza piena, come di solito cerco di fare io, ci do una lettura che è stata quella di non voler votare contro, perché se la stessa maggioranza decideva di votare contro, il referendum non sarebbe passato. E quindi ci voglio vedere la bottiglia mezza piena, prendo atto che si vuole fare un ulteriore giro di palo in commissione per un ulteriore approfondimento, che io non ho condiviso, ma l'ho detto pubblicamente ieri nel mio intervento in Consiglio, però ne prendo atto, le regole della democrazia sono anche queste, perché non possiamo parlare di indipendenza, di referendum e invocare la democrazia e poi non accettarla quando qualcuno magari non la pensa come te. Però altrettanto è vero che la democrazia rispetto al referendum è convocare il referendum, significa questo. Quindi faremo questo nuovo giro in commissione, ma poi siamo arrivati ai tempi supplementari. Vuol dire che il prossimo giro in Consiglio regionale sarà quello buono o quello non buono per questo referendum. Nel senso che il prossimo giro non è che tu ti puoi arrampicare sugli specchi e inventarti ancora qualcosa. Mi permette di spiegare ai cittadini una cosa e poi mi zittisco. Qual è il motivo del contendere? Si andrà in commissione e so già qual è la tesi, perché comunque è una tesi che mi è stata presentata in più occasioni, dove molti consiglieri sostengono il Presidente della Regione, cioè il sottoscritto, ci porti un parere legale univoco. Cioè dire in Italia di portare un parere legale univoco su qualsiasi cosa è impossibile. Beh, in queste ore, insomma in queste settimane abbiamo visto di tutto sulla vicenda Berlusconi, tutto e il contrario di tutto, ma lo vediamo anche sulla vita di ogni giorno, nel senso basta guardare le sentenze addirittura tribunali che si smentiscono a vicenda su fatti simili o sugli stessi fatti. Allora chiedere un parere autorevole, legale, rispetto a questo vuol dire non averlo mai, perché comunque abbiamo dei giuristi che ci dicono che c'è la totale compatibilità con un percorso costituzionale e con la Carta dei diritti delle Nazioni Unite, e poi se vuole parleremo anche di questi aspetti tecnici, e c'è chi dice che è totalmente inadeguata e incostituzionale ogni azione rispetto anche alla sola indizione del referendum. Però vorrei ricordare che la più grande preoccupazione che può avere un consigliere, che è quella dello scioglimento del Consiglio per aver commesso atti contro la Costituzione, è insignificante in questa fase, perché comunque siamo in una fase nella quale non si decide nulla, non si delibera nulla e non si va contro la Costituzione.
perché le prove muscolari in questa fase, i numeri lo dimostrano, non servono a nulla. Allora, siccome io sono abituato a ragionare per obiettivi, se l'obiettivo è quello di indire il referendum, il percorso deve essere un percorso chiaro e lineare, perché altrimenti non ce la faremo mai. Siccome io sono convinto che la strada sia quella giusta, che sia quella del confronto sereno, che sia quella anche di dibattere fino in fondo, anche di stringere i denti qualche volta. Insomma, guardi, oggi stiamo discutendo la partita del referendum, ma mi permette di dire che ne ho viste tante di partite dove comunque ti morsichi anche la cinta, te la metti in bocca per non sentire il dolore. Però poi alla fine è il risultato che conta. Essere pragmatici in questa partita è fondamentale. E guardi, mi viene in mente una frase di Battistone, che è un cognome che sembra veneto, però questo è un naturalista francese, che diceva che la pazienza è la virtù dell'intelligenza. Io sono fermamente convinto di questo, che la pazienza sia la virtù dell'intelligenza. Cioè prove muscolari, offese e imposizioni non aiutano, perché questa deve essere una rivoluzione con il sorriso, del sorriso. Deve essere una rivoluzione moderna, rispettosa della legge, perché lo si può fare, perché nel momento in cui noi diciamo che la legge è compatibile, dobbiamo dimostrare che non siamo preoccupati dalla legge. La legge è compatibile e se ritiene, glielo spiego anche perché è compatibile. Ma guardi, senza ricorrere a tante fandonie giuridiche, anche perché non è mio ruolo, e le dico quali sono le tesi negative e quali sono le risposte positive. Si va contro la Costituzione. Si dice che la Costituzione non prevede che alcune comunità possano chiedere l'indipendenza. Bene, la Costituzione ha due articoli che vanno letti assieme, l'articolo, adesso non vorrei sbagliare i numeri, il 5 e il 10, che dicono, uno, il 5 dice che la Repubblica è una e indivisibile, il 10 se non sbaglio, ma potrei anche sbagliarmi, sono nell'80, adesso c'è un po' di confusione, però c'è un altro articolo che dice che il Parlamento è autorizzato a firmare trattati per la modificazione, parla della variazione dei perimetri dello Stato. Del resto l'Italia li ha già fatti questi trattati, li ha fatti ad esempio col Trattato di Osimo del 1975, e quindi con la cessione della parte B di Trieste, ma c'è giurisprudenza anche internazionale europea che ci parla di questi trattati, la Cecoslovacchia, cechi e slovacchi, il Kosovo e quello che sta accadendo, che so, in Catalogna piuttosto che in Scozia. Quindi non siamo fuori dall'alveo della legalità. Poi qualcuno dice, sì, però l'ordinamento italiano non lo prevede fino in fondo. Certo, ma l'ordinamento italiano dice anche un'altra cosa importante, che la legge che sovrasta tutti gli ordinamenti statuali è il diritto internazionale, che riconosce il diritto di autodeterminazione, lo definisce diritto cogente e erga omnes, cioè dice chiunque può avanzare questa richiesta in maniera pacifica e democratica, e dall'altro c'è da dire che oltre al diritto dell'autodeterminazione c'è un fatto importante, che questo diritto è sancito chiaramente dalla Carta delle Nazioni Unite. Per cui questi sono gli ambiti. Poi c'è un'altra contestazione. Se si va contro la Costituzione c'è la punizione. Ma ci sono due articoli, il 126 della Costituzione che parla del scioglimento del Consiglio e rimozione del Presidente quando compiono atti contro la Costituzione. Ma questi atti contro la Costituzione noi li stiamo compiendo. Dall'altra parte però c'è anche da dire che c'è un altro articolo della Costituzione, che è il 122, che dice che i consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni, esprimendo opinioni o voti, non sono perseguibili, cioè non è che devono rispondere quando vanno a votare o dicono qualcosa in Consiglio regionale. Per cui in questo contesto si tratta di guardare con serenità il percorso, che è quello di dire vogliamo o non vogliamo dar modo ai veneti di esprimersi. Poi non c'è scritto da nessuna parte che ci sarà una maggioranza a favore del referendum oppure no, allora cercheremo di capirlo. Ecco, cioè, per dirle, se io fossi un avversario del sì, se io non volessi il Veneto indipendente, ma farei battage e mi batterei per dimostrare con quel referendum che i veneti diranno no, e chi è per il sì farà battage e comunicazione per dire che i veneti diranno sì. Cioè non ci vedo tutti questi misteri, no? Poi è un referendum consultivo, potremmo anche dire bene, abbiamo preso atto che la comunità veneta è per il sì, quindi anche le politiche nell'attesa dell'indipendenza, ma anche le politiche territoriali devono essere più rispettose, ad esempio, di quello che è un'espressione democratica dei veneti.
Chi ha paura del referendum per l'indipendenza? Insomma, vedendo i nomi che hanno votato contro lo possiamo anche intuire, ma qual è la paura? Cioè che un giorno il Veneto si stacchi, che poi si debba intervenire coi carri? No, non ho capito. Cioè, che paura c'è? È una questione di potere. Ho sostenuto e sostengo i referendum dei radicali. Ho votato e dichiarato in tempi non sospetti con gli ultimi 4-5 referendum di qualche anno fa. Ho votato contro i dettami del mio partito, ho votato no per la privatizzazione dell'acqua, no alle centrali nucleari e così via. Per dire che noi tutti, amministratori, la politica, deve rendersi conto che comunque, come dice Rousseau nel contratto sociale, noi siamo lì a rappresentare il popolo. Il popolo ti ha delegato. Nel momento in cui il popolo ci dice guarda, chiamaci a convegno, radunaci nei seggi elettorali perché vogliamo dirti la nostra rispetto al tema dell'indipendenza. Noi non è che abbiamo tante scelte da fare, cioè non è che possiamo dire siccome io sono contro l'indipendenza dico no al referendum perché non vorrei mai che il popolo fosse contro di me, perché questa è la lettura politica. Cioè se tu sei contro l'indipendenza o sei a favore, per te la convocazione del referendum deve essere ininfluente. Io mi considero una persona pragmatica, faccio l'amministratore e rappresento un'istituzione. Ho rispetto per tutti i veneti, quelli che la pensano a favore dell'indipendenza e quelli che assolutamente non la condividono. In questa fase della vita amministrativa, pur condividendo il sì all'indipendenza, dico è giusto che comunque i cittadini siano auditi. Non siamo padroni del palazzo, cioè noi non siamo padroni del palazzo, perché noi siamo lì a rappresentarli i veneti, non a obbligare i veneti ad assecondare le nostre scelte, a rappresentarli. Che il tema dell'indipendenza non deve essere un tema della politica, perché io conosco dei cittadini che non fanno politica attiva, non hanno un'idea politica definita di destra o di sinistra e che comunque condividono questa sfida. Quindi sarebbe un guaio che il referendum fosse dedicato, lo dico contro i miei interessi, sai? Lo dico contro gli interessi del mio partito, dico io spero che ci sia una trasversalità, perché un atto così importante deve prevedere comunque una trasversalità. Invece lo dobbiamo portare a casa questo referendum. Lo dico ai tanti indipendentisti che magari stanno ascoltando, che vorrebbero vedere i muscoli gonfiarsi, ma io dico che ci vuole la pazienza di portare a casa il provvedimento, è sempre così. E soprattutto ci vuole il rispetto e anche, come si può dire, la voglia di portare a casa il consenso di chi oggi non te lo dà. E questa è la democrazia. Che cosa si sente di dire così agli indipendentisti che hanno lamentato? Ieri abbiamo visto anche hanno dimostrato la loro rabbia anche con immagini che abbiamo dato ieri, erano davanti alla Salute e quando sono usciti i consiglieri regionali hanno fischiato, hanno urlato. In fondo questi hanno un ideale, vogliono difendere la loro terra. Io penso che loro abbiano la bontà dell'idea, abbiano la determinazione di chi è convinto di essere sulla strada giusta. Io peraltro la condivido questa idea, però inviterei tutti a fare mezzo passo indietro. Siccome poi alla fine è il risultato che conta, Machiavelli nel Principe non diceva solo che il fine giustifica i mezzi, ma diceva anche un'altra cosa importante, che il principe deve essere volpe e leone. Allora, la parte del leone l'abbiamo già utilizzata, adesso utilizziamo quella della volpe, perché ho l'impressione che solo artigli non serva a nulla. E siccome se non ci sono la maggioranza dei voti in Consiglio regionale, perché prima o poi si arriverà, e il provvedimento non passa, non è che poi puoi dar dire a uno prenderlo per il cravattino e dirgli senti, tu dovevi votare per me, perché questa non è democrazia. E quindi il convincimento passa non attraverso l'offesa, ma passa attraverso l'intesa, l'approfondimento e la volontà di portare fuori. Se so che sono dalla parte giusta, ti convincerò fino alla fine e cercherò di farlo fino alla fine perché tu mi possa aiutare. Anche perché l'argomento più buono che ci sia è quello di dire non spetta a me, non spetta a te, ma spetta a 4.881.000 veneti esprimersi. In attesa che i veneti possano esprimersi, perché di questo si tratta, cioè vorremmo ribadirlo, qui non c'era in gioco l'indipendenza, c'era in gioco l'opportunità che si poteva dare o non dare a un popolo di votare, che è la cosa più democratica che ci sia in un paese in cui si parla spesso a vanvera di democrazia, di pluralismo e poi non si dà voce a nessuno. In attesa di cambiamenti vari, che strumenti ha un presidente di regione per
per far cambiare atteggiamento, perché le azioni poi sono quelle che sono, a un esecutivo che continua a dar bastonate alla periferia. Cioè ci sono delle leve, degli strumenti, dei meccanismi che consentono a un governatore di dire mi avete rotto le scatole, adesso vi do io una bella bastonata. Ma guardi, io ho assistito a una farsa, glielo dico anche qui perché mi sono trattenuto oltre misura. C'è una farsa che è bene chiarire. Noi abbiamo presentato un progetto come giunta al Consiglio un anno fa per l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione per chiedere più autonomia. Quindi è un percorso che dice coinvolge il Consiglio dice facciamo una proposta di richiesta di autonomia al Governo, il Governo poi la riconoscerà. Allora, sentirmi dire da autorevoli esponenti del Governo ma dovete fare la proposta in Consiglio, non l'avete ancora votata, io dico che il Governo a Roma, è bene che ci chiariamo, se avesse veramente la convinzione che modificare il 116 e quindi recepire l'articolo 116 come è scritto e quindi dare più autonomia ai territori, lo fa d'ufficio, non serve che la Regione del Veneto glielo chieda. Cioè il governo può, in virtù di quell'articolo, decidere che le regioni possono fare un sacco di cose, non sarà autonomia, ma sarà una devoluzione per alcuni temi, no? Indipendenza o morte, oppure indipendenza e comunque si va avanti a cercare di ottenerla senza atti eclatanti? Ma guardi, chi antepone la violenza a un progetto giuridicamente sostenibile e difendibile vuol dire che non capisce nulla. Nel senso che questo progetto, a mio avviso, da come l'ho letto io, da come ho avuto modo di approfondire, di sentire anche autorevoli giuristi, è un progetto che comunque apre una nuova strada. È un progetto che comunque farà giurisprudenza. È un progetto che comunque si aggancia ad altri progetti internazionali europei. Ho parlato prima della Cecoslovacchia, del Kosovo, della Spagna, quindi della Catalogna, ma anche dei Paesi Baschi, di tutto il tema della Scozia e di tutto quello che verrà avanti. Ma pensiamo alla Slovenia, pensiamo a quello che è accaduto nell'ex Jugoslavia con la Croazia. Cioè, insomma, nulla è mummificato. I confini degli Stati comunque sono sempre in possibile variazione. Noi abbiamo un progetto che è un progetto chiaro. Discutiamo con serenità di questo progetto nell'alveo della democrazia e della legalità. Tutto quello che è fuori da questo alveo io assolutamente non lo condivido, non lo sposo e penso che sia anche poco produttivo nei confronti di chi crede veramente in questo progetto. Perché la violenza e l'insulto non agevolerà il percorso di questo progetto, o peggio rischierà di farlo affossare.